Buonasera a tutti e bentornati a Novis. Quel che stiamo assistendo è un cessato di storie e di civiltà che mai avresti pensato possibile in questi millenni. La pace è sempre dovuta e possibile. Per aulis dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a inaugurazione dall'anno accademico dell'Università di Trieste. Ostin rispondendo con solidarietà alla cete dei dispatriati, alle latin davanti Mattarella e con misure economiche quintri cui Calvuli imponi con la violenza des armis, una guerra che se notiatasse ostacoli non si fermaresse. La visita dal Presidente della Repubblica si rivierte con le firme dal contratto di trasferimento proprietà dal Narodni Dom de Università e fondazioni omonime, per dopo concludisi a Litis. E ad Accetta Mattarella li era il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, Trieste e è sempre soprattutto in ambito culturale e scientifiche, centri europei di incontri, sedi di dialoghi tra Mons, qualche volta anche contrastanze tra di loro, la dit Fedriga. E è una visita che si mette in un percorso di superamento delle eredità dal Novecento, che per questi stieri sarà significato divisione e diffidencis. UE non podin tialà tanto ai momenti dal passato, perché il presente nos proietta in tune prospettive là che la convivenza pacifica e la cooperazione diventino un'opportunità concreta di sviluppo che ovin il dovere di chiappare concludute Fedriga. La Caritas diocesane di Udine ha individuato 29 loggiamenti con al manco 174 posti totali palacette dai dispatriati di Ucraina. Una chiesa destinata a persone è già stata assegnata a Gonars, intanto che un'altra a Codroipe sarà dedicata in curta a una famiglia di 5 elementi. A lei il cura al progetto di fondute presentate prefetture di Udine de Caritas con una lunga serie di progetti di integrazione di attività scolastiche, sociali e sportive. E altri 200 posti sono stati individuati già da Caritas in tal caso che il flusso dei dispatriati al diventi tanto più ampli. A sono 305 news casi di Covid chiatati in regione in questi ultimi 24 ore, a fronte però di 1.302 tamponi molecolari e 2.076 test svelza. Crescono però i pazienti ricoverati in ospedale, sedi in terapia intensive, dove sono 6, che in che altri reparti con 130 persone accettate in tesaris medicis. Una vittima, un uomo di 92 anni che è morto in ospedale a Udine. Mittelfest alla Pandut, il tema d'edizione dal 2022 che sarà imprevisti presentanti il logo d'edizione di quest'anno. La immagine nasce, dice che Mittelfest al Conte in questa edizione o sedi il rapporto con non conosciute e con tutto che c'è nus maravè, nus entusiasmi, nus spaurisce, nus lascia displacciare o impietrisa la sclariti direttore artistico di Mittelfest Giacomo Pedini. Imprevisti è un tema che al tocchi anche le incertezze di che stiamo prima la pandemia e come anche la guerra in Ucraina. Mittelfest al Vul li dirigiansi tanto che motore culturale per regione, per Italia e per Mitteleurope, alla dita invece il presidente Roberto Corciulo. Un impegno di tornare a fermare con anche più forte in questo momento storico, tragico. A son cominciati di mattina i lavori per rimozione di chiese Cavazzini a Udine dai 6 quadri schiappati in prestito dai museus russi e che fin dal contratto hanno di tornare dai museus di origine. Gli organizzatori avevano provato a domandare il prolungamento dal prestito fino all'inizio di mai, quando che la mostra si era, ma non è stato possibile ottenerlo. I quadri saranno cambiati con altri opere di autori già presenti in te mostre, tanto che Matisse o Kandinsky. Si è tenuta ieri l'Assemblea ordinaria per il 2022 delle società filologiche furlane in presenza dopo le elezioni digitali per pandemia. È un incontro importante, c'è molto che nos sclarisce il presidente delle filologiche Federico Vicario. Un momento importante di riflessione sull'identità culturale dal Friuli, sull'attività della società filologiche furlane è stata questa assemblea ordinaria per il 22. Ho vinto di fare un bilancio naturalmente dalle attività da vueltis,
dal centro di documentazione sulla scuola furlane, dall'attività della biblioteca e dalle prospettive naturalmente anche parlan cuven. O si impegna su un lavoro a dare continuità e a costruire sempre di più queste reti tra le istituzioni culturali dal Friul, per via che naturalmente ho vinto stadonge alla nostra comunità, ho vinto comunicare col territorio, quindi ascoltare la voce e le domande che nos arrivano dai nostri paesi, dalle nostre associazioni. Questo è un lavoro naturalmente impegnativo che non ci rende fa con la collaborazione, con gli autori, con la condivisione di tutti i nostri soci naturalmente, ma anche di tutte queste reti dalle istituzioni culturali dal Friul. Questa è parte fondamentale. E per le dut, cugnovi si torna in aiodi domani, arriviodi si mandi.